Dopo la tragedia di Stresa, la questione della sicurezza degli impianti di risalita torna in primo piano. In Veneto, causa emergenza Covid, era stata chiesta al Ministero un'ulteriore proroga sulle revisioni degli impianti a fune, oltre a quella già concessa a livello nazionale, che ha rimandato alcuni interventi a fine luglio. Una proroga che molto probabilmente non ci sarà, anche se, ribadisce l'assessore regionale al turismo Caner, questo non significa non fare le revisioni. Il nostro parco impiantistico è molto giovane, quindi le nostre proroghe arrivano addirittura fino al 2039, quindi possiamo anche dire che da una sommaria verifica di quella che è la situazione, noi ad oggi non è arrivata nessuna richiesta di intervento. Per gli impiantisti sono stati stanziati a livello nazionale 430 milioni di euro di ristori per il fermo invernale e ci sono anche dei bandi regionali. Quest'anno abbiamo fatto addirittura un bando da 12 milioni di euro per la costruzione di nuovi impianti, anche in sostituzione di quelli precedenti. Quindi diciamo che la situazione in Veneto possiamo dire essere sotto controllo e le revisioni vengono fatte costantemente.